No a Tessera City. No alla Pedemontana. No all'OGM. No TAV. No alla sublagunare. Meno cemento, più verde, meno asfalto, più alberi. Gli ambientalisti in Piazza Venezia per chiedere un futuro sostenibile a 360 gradi, soprattutto alla vigilia della decisione del Consiglio Comunale sul quadrante di Tessera, l'area destinata ad ospitare stadio, casinò, strutture ricettive, attività commerciali. Abbiamo decine, anzi migliaia di case vuote, sfitte e vogliono farne ancora. Un progetto che secondo un ambientalista della prima ora come Michele Boato assomiglia tanto alla vecchia idea di Expo targata Gianni De Michelis. Sognava esattamente di fare il quadrante di Tessera, cioè fare in un'area a nord dell'aeroporto un'altra Mestre, la Mestre nuova che svuotava la Mestre vecchia, faceva di un centro enorme commerciale, un nuovo casinò, un nuovo stadio e poi tutto il contesto voleva allargare l'aeroporto con un magnete sull'acqua. Qualcosa sta cambiando, aggiunge Boato, soprattutto dopo il cambio della guardia in Regione Veneto. Galan aveva una sensibilità culturale, ce l'ha e lo dimostra, ce l'ha, ma non ce l'ha molto ambientale. Zaia, venendo dal ruspante, dal trevigiano, dimostra di averne un po' di più.